Siamo qua col mister Cantalupo. Mister, partita difficile, sconfitta pesante. Sapevamo che essendo una neopromossa avremmo fatto fatica, conoscevamo la forza del Pro Palazzolo, avevamo preparato questo tipo di partita e penso che i ragazzi abbiano fatto tutto quello che era nelle loro corde. Purtroppo siamo arrivati con qualche defezione alla partita, nonostante questo penso di essere abbastanza soddisfatto. Purtroppo è venuto fuori anche il divario tecnico tra le due squadre. Per noi non è un problema, sappiamo che dobbiamo lavorare, quindi giù la testa e senza problemi al prossimo allenamento daremo ancora tutto. Dice che anche magari la panchina corta ha giocato brutti Purtroppo scherzi. avevamo solamente 2 ragazze da poter inserire e questo non ci ha aiutato, soprattutto nel secondo tempo siamo calati fisicamente, non poter mettere delle forze nuove in campo ci ha penalizzato un po', però purtroppo è un problema del momento, cercheremo di risolverlo. C'è qualcosa che bisogna migliorare sopra di tutto, visto questa partita? O... Sì, secondo me la gestione del pallone potevamo fare senz'altro meglio, siamo stati attenti, ci siamo difesi bene, ma nella gestione del pallone in fase offensiva avremmo potuto fare delle scelte diverse, quindi lavoreremo su questo senza problemi. Grazie mille. Siamo qua col mister Bighet, 5-0, mister, partita dominata. Cosa ne pensi? Sì, al di là del risultato che un po' racconta la storia di questa partita, direi che è stata una partita dominata dal punto di vista del gioco, che è la cosa che mi interessa di più. Poi ovviamente più gol facciamo meglio è, anche per il morale, anche per la classifica, anche per i gol che facciamo, però sono molto contento, anche se in certe occasioni avrei preferito che la palla viaggiasse in modo un po' più veloce, però ovviamente ci sono anche le avversarie e oggi direi che abbiamo trovato una squadra molto chiusa e anche gli spazi erano difficili da trovare. Ho notato che all'inizio del secondo tempo c'è stato un cambio modulo, Sì. poi mi corregga, è passato alla difesa 3. Sì, siamo passati alla difesa 3, ma non tanto per difenderci a 3 perché avevamo bisogno di difenderci, più che altro per avere più persone in avanti che potessero attaccare, soprattutto sfruttare gli unici spazi che in quel momento lì ci sembravano quelli da occupare, cioè gli esterni, quindi andare sull'esterno per poi mettere palla dentro e sfruttare poi la forza di 2 punte centrali che potessero concludere la sopra. L'ultima domanda, nonostante questo 5-0, c'è ancora qualcosa da migliorare secondo lei o... C'è sempre qualcosa da migliorare. Noi lavoriamo tutta la settimana su tutti gli aspetti. Finora siamo stati poco sollecitati difensivamente, però noi comunque durante la settimana ci lavoriamo su quello, perché capiterà trovare qualche squadra che anche da quel punto di vista lì ci metterà in difficoltà e noi vogliamo farci trovare fronti in qualsiasi situazione accada. Va bene, grazie mille. Prego.